Dico che il professor Brusa è stato docente di didattica della storia presso l'Università di Bari, è autore di manuali di metodologia e didattica della storia, di insegnamento della storia, presidente della Società Italiana di Didattica della Storia e anche direttore dell'Associazione di Storia Ludens, con molti stimoli ed esempi di animazione, di simulazione sui vari periodi storici, e interviene su insegnare storia nel XXI secolo. Prego, noi siamo qui ad ascoltarla, prego, lei ormai è già presente nella nostra aula, prego. Grazie, mi chiedo scusa di questo ritardo, dovuto al fatto che per la stessa ragione per la quale vi state riunendo voi oggi, in questa università dove si trova a Roma, si stanno riunendo dei medievisti che discutono del programma, quindi abbiamo discusso in queste indicazioni. E credo che la riunione con i docenti universitari, con il mondo della ricerca, sia il punto di partenza. Non so se voi avete letto il comunicato delle associazioni storiche, pensate 15 associazioni storiche, che è stato inviato al Ministro e ai membri della Commissione, nel quale il comunicato si dice queste indicazioni sono irricevibili e inemendabili, quindi se voi volete presentateci un altro testo e ne discutiamo. Il Ministro e la sottocommissione non hanno dato nessuna risposta a questa sollecitazione da parte degli storici e quindi noi immaginiamo che quando uscirà il testo sarà più o meno il testo che tutti quanti abbiamo conosciuto, forse con qualche variante, spero con l'eliminazione almeno degli errori grammaticali che ci sono in questo testo, del tipo che si dice che Alessandro Magno abbia conquistato il Mediterraneo, cosa che se qualsiasi ragazzo dicesse in classe, un professore la prende questa frase e la manda alla Repubblica come segno dell'ignoranza dei bambini e dei ragazzi italiani. Questa volta l'ignoranza è di chi ha scritto questi programmi. Questi programmi dunque sono ricevibili e nella riunione di oggi i tomi dei colleghi che intervenivano andavano dal decisamente no all'indignati. Indignati per molti motivi, sia motivi epistemologici e storici, nessun motivo ideologico, ma solo motivi tecnici, che prendono quella prefazione del programma per cui si dovrebbe studiare storia perché questo Occidente non si capisce mai quale sia, se il Mediterraneo, l'Occidente o l'America. Siamo talmente intrisi di storia che non possiamo fare a meno di studiare storia, a differenza di altri popoli che invece questa fortuna non hanno, che è un'affermazione priva di senso, e dire a un collega, a una persona che questa cosa è priva di senso, è il minimo che si possa dire, non ha nessun aspetto ideologico. Per andare poi a tutte le questioni più specificamente didattiche, cioè che fanno strano di 40 anni di ricerca didattica, dall'uso dei documenti al fatto che la lezione, nessuno ha mai detto che non ci deve stare, ma la lezione è uno degli strumenti a disposizione del docente, alla valutazione dei mezzi audiovisivi, dei quali si dice che non potranno mai produrre un pensiero profondo di storia, frasi politiche che non hanno nessun riscontro con la realtà e che per tutta risposta sono state qualificate da Gari della Rosa e da Giordana Perla come frasi dovute da una parte alla malevolenza nei confronti del governo, dall'altra parte a una cattiva nostra interpretazione del testo e poi infine al fatto che sono frasi viziate ideologicamente. Per cui Gari della Rosa ha detto: ideologia per ideologia vince la mia. Io sono al governo e quindi vince la mia ideologia. Di fronte a questo noi dobbiamo prendere posizione. Io sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti
che riguardano il testo tecnico delle indicazioni, però so che avete già avuto una relazione su questi elementi, e però rispetto a questo sono per cominciare a lavorare sia con i colleghi storici dell'università e sia con gli insegnanti sul dopo. Che cosa facciamo dopo? Perché queste indicazioni a maggio usciranno più o meno nella stessa formulazione che noi conosciamo, e quindi ci si presenta questa tra 2 anni, nel 2026, quando usciranno i nuovi manuali, gli editori sono tutti pronti a farli uscire, che cosa succede? Intanto sia come associazioni, ma adesso ho pregato anche le società storiche di muoversi, abbiamo fatto delle lettere agli tutori per riunirsi con loro e vedere come produrre dei materiali che non siano così pedestri come falsi, come vuole il governo, ma che abbiano comunque una rispondenza con la disciplina storica. E poi lavorare come ricercatori, ma anche come insegnanti, per costruire delle vie di fuga. Che cosa facciamo? Visto che comunque siamo insegnanti di storia, non siamo insegnanti che devono raccontare delle favole tratte dal libro cuore o tratte dalla etica risorgimentale. Favole sono racconti gonfiati a scopo propagandistico, a scopo identitario. La storia non si dice questo, e la conoscenza, come d'altra parte dice le stesse indicazioni, la scienza degli uomini del tempo, e ci vogliamo mantenere su questo, scienza degli uomini del tempo. Allora, la mia idea è quali sono le condizioni irrinunciabili per cui uno dice faccio storia. Le condizioni minime, quelle che ciascuno di noi dovrebbe tenere presente per dire sto facendo un programma di storia. Allora, la prima è una configurazione della storia che d'altra parte è molto simile a quella di geografia. Il programma di geografia è splendido, una cosa stranissima, abbiamo un programma meraviglioso e un altro programma che è difficile, un'altra indicazione che è difficile chiamare di storia. Bene, una delle caratteristiche della geografia è che la geografia è una disciplina multiscalare. Che vuol dire multiscalare? Vuol dire che un certo fenomeno, poniamo il popolamento, si può porre a livello mondiale, scala più piccola che grande, a livello regionale e anche a livello locale. Il rapporto con l'ambiente lo posso porre a vari livelli e a ogni livello io trovo dei risultati diversi nell'analisi, e l'abilità finale che io devo raggiungere è quella di essere capace di variare l'obiettivo man mano che restringo, allargo il campo di indagine rispetto a quel fenomeno. Bene, anche la disciplina storica è una disciplina multiscalare. Se io parlo delle epidemie del XIV secolo o delle epidemie del VI secolo, vedo che queste epidemie hanno una scalarità diversa, hanno una scalarità mondiale. Questo ormai abbiamo una quantità enorme di studi che ci dicono che i virus hanno la buona cattiva abitudine di non conoscere le frontiere, e quindi girano continuamente per il mondo, e quelle epidemie hanno delle storie ben precise che peraltro vengono raccontate nei manuali. Quando nei manuali si dice che l'epidemia del 1346 inizia perché durante l'assedio di Zappa qualcuno butta, gli assedianti gettano degli ammalati di peste dentro la colonia genovese, e poi la peste se viene in Italia. Questi qui da dove venivano? Venivano dalla Turchia, venivano dal centro dell'Asia e portavano la peste che veniva dalla Cina e dall'India. Quindi una cosa mondiale che possiamo studiare a quel livello, però possiamo dire bene, c'è anche un livello locale. La villa nella quale si radunano i 20 giovanotti
dei quali parla il Decamerone. Il programma dice di parlare solo della vita del Decamerone, noi diciamo no, se vuoi capire cos'è una epidemia devi guardare il livello mondiale. Quindi la prima considerazione è ci sono una serie di fenomeni che hanno una multiscalarità, livello mondiale, livello regionale o macro-regionale, livello anche locale o nazionale. Uno degli obiettivi che noi abbiamo è quello di insegnare ai ragazzi che queste manifestazioni, questi fenomeni possono essere giocati su vari scenari. Quali sono? Seconda considerazione, i fenomeni che possiamo osservare a livelli diversi. E quest'altra è un'altra caratteristica fondamentale, irrinunciabile di un programma di storia, che noi non troviamo nelle indicazioni. Nelle indicazioni, se noi andiamo a guardare la sfida dei fatti, troviamo che escluso alcune indicazioni, tipo alcuni argomenti, tipo la famiglia romana o la vita dei contadini, ma che sono soprattutto saltuari, la filiera degli argomenti appartiene alla ricchissima filiera che tecnicamente chiamiamo elito-politica, che praticamente è la sequenza dei fatti importanti, gli imperatori, le paci, i poteri regionali, le città marinare, le crociate, eccetera. Manca la società, manca la cultura, manca la complessità sociale, ed è questa che ci deve essere. E dentro questa complessità sociale noi troviamo gli elementi di fondo, i problemi che noi dobbiamo andare a cercare nella storia per costruire il curriculum. Quali sono dunque questi problemi e questi piani di cultura della società? Il primo è il rapporto con l'ambiente. Il primo, la storia ambientale, che è una delle discipline che si sta facendo largo all'interno della comunità scientifica, e anche il modo con cui gli storici stanno rispondendo a uno dei più gravi problemi nei confronti dei quali l'umanità si trova a lavorare, a discutere, a cercare di diventare. L'uomo nei confronti dell'ambiente. L'uomo nei confronti dell'ambiente lo trovi nella preistoria, lo trovi anche nella mezzaluna fertile, lo trovi in Grecia, lo trovi in Roma, lo trovi tantissimo nel Medioevo, nell'età moderna e nella contemporanea. Un filone, la storia dell'ambiente. Quello, se c'è, può essere un filone su cui costruire il curriculum. Naturalmente non si chiede nessuno di fare tutta la storia dell'ambiente, ma ogni tanto, in certi momenti del curriculum, è bene attivare la domanda. Allora, quali sono i rapporti con l'ambiente? I rapporti con l'ambiente possono essere giocati a livello globale, mondiale. Oggi si giocano quasi soltanto a livello globale. Se noi abbiamo un problema di piogge che stanno sbarellando e non seguono più i canoni che avevano 30 anni fa, abbiamo problemi di cicloni che arrivano nel Mediterraneo quando 20 anni fa non ce n'erano. Non è questione locale, non è studiando l'Italia che riesco a capire. Devo capire il rapporto dell'umanità con il mondo. Ovviamente, se c'è poi un'alluvione in un certo posto che ha provocato dei danni e questi danni sono causati dal fatto che quegli abitanti lì e quelle comunità non hanno ben controllato il corso di un fiume, hanno costruito dove non dovevano costruire, eccetera, quello sarà un problema locale. Ma non è che guardando il problema locale io capisco cosa sta succedendo, io capisco come ci si deve comportare, ma cosa sta succedendo lo guardo a livello globale. Problema del popolamento. Nella questione del popolamento vediamo tante cose che vanno dalla numerosità della popolazione, quindi dall'impatto che la popolazione ha sul pianeta, anche alla questione delle migrazioni. Questo è un problema che può essere guardato a tanti livelli. Pensate alla preistoria. La preistoria è il racconto che noi facciamo normalmente, è un racconto di migrazione. Il popolamento del mondo
e quindi l'occupazione di tutte le nicchie ecologiche, che non di tutti gli habitat utilizzabili dagli umani sul pianeta Terra, avviene tra 80.000 e 15.000 anni fa. In questo contesto gli umani occupano dall'Africa all'Europa, all'Asia, all'America, tutto ciò che era occupabile nel pianeta Terra. È un primo concetto. Però continua questa idea. Il popolamento che cosa vuol dire? E vuol dire che gli umani stanno sulla Terra e vivono questa terra, prima cacciando, pescando e poi costruendo il cibo, obbligando la terra a produrre il cibo che serve a loro. Quindi le regioni, le civiltà agricolo-pastorali, che sono le civiltà che partono da 10.000 anni fa e che troviamo fino al 1600-1700. Sono tutte civiltà agricolo-pastorali. Queste civiltà che cosa hanno di particolare? Hanno che attraverso un lavoro duro che le civiltà precedenti o contemporanee che vivevano di cacciapesca non avevano molto meglio dal punto di vista della qualità della vita, potremmo dire, però avevano una vita molto più sicura, soprattutto una disponibilità di cibo superiore, per cui le comunità possono accrescersi e potendo accrescersi creano due problemi. Il primo problema è un nuovo tipo di rapporto con l'ambiente, che non esisteva prima. Questo tipo di rapporto con l'ambiente è regolato da una domanda: quanto cibo riesco a produrre e quante persone servono per produrre questo cibo e quante persone possono essere arrivate da questo cibo che produco. L'alimentazione, coltivazione della terra, alimentazione e dimensione della popolazione. Si vede che quando le cose funzionano la popolazione cresce, indubbiamente cresce, e cresce a livelli che prima l'umanità non conosceva. Gli umani con i sistemi di caccia-pesca arrivano a 5-10 milioni di abitanti in tutto il mondo. Adesso arrivano in tutto il mondo a 500 milioni. È questo che produce la produzione neolitica. 500 milioni. Dentro questi 500 milioni voi mettete gli imperi, i regni, quelli che volete. Non è detto e non c'è scritto in nessuna Bibbia che bisogna fare per forza quell'impero, quell'altro, eccetera. Facciamone qualcuno, ma bene, facciamo qualche regno, qualche città. L'importante è che si capisca in che modo gli uomini riescono a organizzare questo nuovo modo, in forme civili, in forme sociali, questo nuovo modo di rapporto con la società. Però i 500 milioni hanno questo tetto di 500-600 milioni, è un tetto che l'umanità non può valicare. Questo rapporto con l'ambiente ha un limite, al di là del quale la natura dice no, non ho più cibo. E quindi puoi fare due cose: o te ne vai a cercare un altro posto, migrazioni, sono le migrazioni dovute alla mancanza di cibo, e ne abbiamo tante nel passato, oppure muori. E abbiamo le grandi crisi, che sono crisi che intervengono sia in Occidente che in Oriente. In Cina arrivano queste crisi esattamente come in Occidente e hanno più o meno la stessa funzione. L'impero romano arriva a un massimo di 60 milioni di abitanti, poi comincia ad arrivare a partire dal III secolo queste crisi di cibo, ma anche crisi pestilenziali, che ritorna a livelli di 30 milioni di abitanti. 1400-1300 stessa dinamica, erano arrivati a 80 milioni di abitanti, le crisi, mezza umanità dell'Europa occidentale sparisce, 40 milioni di abitanti, e riprende. Ma lo stesso accade in Cina, lo stesso accade in India, lo stesso accade anche in Mesoamerica, dove queste crisi sono ancora più violente, perché la Mesoamerica è basata non tanto sul grano, sull'orzo e su altri cereali, è basata fondamentalmente sul mais, che è l'alimento più debole che possa esistere, perché il mais è molto più produttivo di altre piante di civiltà, e quindi permette di crescere.
però nel momento in cui manca l'acqua, improvvisamente manca il mais e improvvisamente tu puoi fare il più grande intero mare del mondo, ma crolli e ti terminano soltanto la memoria. Queste crisi successive noi le troviamo in tutto il mondo agricolo pastorale nato con la rivoluzione agraria, fino a che interviene un complesso di rivoluzioni che avvengono in Occidente. Attenzione, qui dovrebbe essere contento Dani Della Loggia di raccontare questo tipo di storia e non fermarsi a una storia asfittica soltanto della penisola. E sono la rivoluzione geografica, ma fondamentalmente la rivoluzione agraria, che genera una società che con la metà della popolazione precedente riesce a produrre il cibo per tutti quanti. Quindi libera la metà della popolazione del lavoro della campagna e questa metà può fare altro, quando andare a costruire industrie, fare commerci, fare altre cose che prima si potevano fare, ma siccome tutta la società deve produrre questo cibo, questa alimentazione non può succedere. Allora cosa succede? Che si innesca nella rivoluzione agraria, si innesca la rivoluzione industriale, la società si complessifica, non è più fatta di dominatori e dominati, i signori e i contadini e in mezzo qualche feudatario, è molto più complessa, ha bisogno di organizzazioni diverse e si forma lo Stato contemporaneo. Le grandi rivoluzioni, che quell'olandese, quell'inglese, quella americana e quella francese, che costruiscono la società che noi ci troviamo di fronte, che è la società dei cittadini, così come noi la raccontiamo. Questo modello di società è un modello di società pervasivo, piace, e se non piace è più forte degli altri. E quindi una società che da una parte con la violenza, ma dall'altra parte con l'attrazione, si diffonde in tutto il pianeta. La modernizzazione del pianeta viene creata appunto da queste rivoluzioni e ci troviamo nell'età contemporanea. L'età contemporanea che è retta da altri sistemi, da altre cose, perché il problema dell'età contemporanea non è più quello che gli stati che avevano creato la fase finale, la fase rivoluzionaria, avevano gestito la fase rivoluzionaria europea, potevano controllare, e cioè gli stati sono delle dominazioni di territori ben definiti, perché tutti i fenomeni che adesso si scatenano a partire dal Novecento fondamentalmente, ma a partire dal 1980, grosso modo sono fenomeni di livello mondiale, fenomeni che quindi non reagiscono bene al comando, al potere statale, hanno bisogno di poteri sovraregionali. Ci troviamo nel mondo contemporaneo, in un mondo in cui queste forze economiche, politiche, demografiche che non riescono più a essere controllate dai grandi controllori del passato, cioè gli stati, pongono dei problemi politici, che sono quelli che abbiamo in questo momento. Chi controllerà tutta questa roba qui? Uno Stato che si erge a controllore del mondo, un consesso di Stati, di 4-5 Stati che dicono vabbè, mettiamoci d'accordo e controlliamo il mondo, una forma di trovare, sappiamo il XXI secolo davanti, in cui le varie organizzazioni, le varie differenze umane riescono a trovare una rappresentatività per cui si può controllare a livello globale queste cose. Io ho raccontato la storia in breve sulla base di alcune grandi scansioni, che sono quelle che noi troviamo nei programmi del 2012. La prima scansione è il processo di dominazione con la diffusione del mondo, la scansione seconda, la grande rivoluzione neolitica, le grandi rivoluzioni del Novecento, del secondo millennio e finalmente l'epoca della globalizzazione o della post-globalizzazione per il risultato. Dentro questa narrazione noi possiamo intanto lavorare perché si capisca grosso modo questa che è anche la storia dell'Italia, ma è la storia di tutti gli abitanti del pianeta, è una storia in cui noi possiamo sicuramente inserire qui e là il caso italiano all'interno del fenomeno mondiale
E per questo motivo è l'unica possibilità che noi abbiamo di costruire una storia interculturale, indispensabile nel mondo contemporaneo, quale che sia l'idea politica che ci regge. Anche Davide Arroggio dice: questo è il problema delle nostre classi, che abbiamo delle classi fatte da gente che viene dai bambini e ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo. Ciascuna di loro ha diritto alla propria identità, lo dice il libro Insegnare l'Italia, lo riconosce. Siccome l'identità è sacra, nessuno deve toccare la mia identità. Se lo dico per me, lo devo dire anche per gli altri, in una società democratica che si vuole di aventi gli stessi diritti. Ma come risolve questa questione lui? Lui dice: ha ragione, dovrebbe essere così, ma siccome lui sta qui, deve acquisire l'identità italiana. Non ci sono altre strade. La storia mondiale ti dice un'altra cosa. La storia serve per capire il mondo, cosa sta succedendo, e questo dono della comprensione del mondo va dato a tutti i cittadini italiani, non soltanto agli italiani e agli altri no. Tutti quelli che vengono a scuola hanno diritto ad avere questo modelli analoghi di comprensione del mondo, che è un modello molto semplice, è fatto di alcuni grandi nodi che nel corso del quinquennio, quarta, quinta, prima, seconda e terza media, possiamo sicuramente insegnare, e che avranno certamente materiali nei manuali che verranno messi a disposizione, sul quale costruiamo il grande scaffale della storia che i ragazzi dovranno introiettare, mettere nella loro testa come sistema di lettura e di organizzazione del mondo, all'interno del quale liberamente scegliamo i momenti di approfondimento, i momenti di problematizzazione, i momenti di lavoro lavorativo. Perché? Ma perché i ragazzi hanno bisogno di poi toccare con mano alcune cose, e perdonatemi anche lasciando perdere il programma di Davide della Loggia e andando anche ai parti quotidiani. 20 righe di Augusto non fanno l'imperatore Augusto, 20 righe di Traiano non mi dicono niente di Traiano, non mi appassionano, non mi fanno capire cosa funzionava l'imperatore. Però se uno si mette nell'idea che li deve fare tutti, o almeno una rappresentanza di questi imperatori, è chiaro che in questo sviluppo mentale l'idea invece che deve avere è: io voglio capire come funzionava l'impero e vedo un imperatore, lo faccio per bene, e cerco di capire come governava, di che cosa si serviva, quali erano i problemi che doveva affrontare, come veniva eletto, come viveva, quali erano i rapporti con i sudditi. Le domande possono essere tante e possono avere anche un rapporto con la comunicazione, e mentre il programma infelicemente, le indicazioni infelicemente dicono che è irrealistico che un bambino possa lavorare con i documenti, peraltro di questo vi assicuro, se la sono rimangiata in commissione, ha detto: sì, non avete capito, non volevamo dire questa cosa, benissimo, la diranno meglio, che vuol dire che si può lavorare con i documenti. E quindi a questo punto io rientro di piccoli sondaggi di documenti, questo periodo, quest'altro, e comincio a lavorare. Potrò trovare anche nel manuale questo episodio, quest'altro, da poter rendere più viva e piena di sapore umano queste grandi circolarizzazioni che come storia di base costruiscono con i ragazzi. Problemi che possono essere sia locali ma sia anche generali, dipenderà dalle materie. A questo punto voi mi dite: ma qual è il sussidiario? Cos'è che devo fare con il manuale? Beh, ci sono due concezioni del manuale. Una è quella che della Commissione e che però, attenzione, condivide con tantissimi insegnanti, e cioè che il manuale contenga la storia che bisogna conoscere, e cioè che il manuale sia un libro di storia paragonabile al romanzo di Manzoni, solo che racconta un romanzo che
per loro è la pietra, e quindi tu devi imparare questo, come lo impari, studiando capitolo per capitolo tutto quello che c'è dentro questo romanzo. Se non ce la fai, salterai quel capitolo, impegnando tra le cosiddette lezioni di collegamento, non diranno nulla, però le cosiddette lo vanno in pace e riesci a usare questo manuale. Questa è l'idea che purtroppo la Commissione ha e che purtroppo condivide con tanti docenti, ma è un'idea che fa pugni con il manuale che voi avete, soprattutto quelli delle medie, quale che sia il vostro manuale, perché il vostro manuale ha una narrazione, ma questa narrazione è continuamente interrotta da schede, da immagini che tu devi vedere perché sono ben commentate, da rapporti con la geografia, rapporti con l'educazione civica, e tutto questo non perché è intervenuta la pedagogia, perché ci sono stati degli esseri diabolici che hanno guastato un'antica semplicità, semplicemente perché la storia è diventata più complessa. E questo nonostante il volere di Dario Della Rosa e di Berardelli è diventata più complessa. Quando nel 1950-1960 si scriveva storia all'interno dell'università, quelle erano le storie che si scrivevano, una sorta di riassunto di queste storie andava a finire nei manuali, era possibile questa cosa. Ma se voi prendete la produzione attuale dell'università, vedrete che non corrisponde per nulla a una linearità del rapporto, perché c'è quello che studia le donne, quello che studia l'ambiente, quello che studia la vita nelle città, quello che studia i commerci con i turchi, quello che studia le forme di cultura, quello che studia i sogni, quello che studia l'agricoltura. La storia è implosa al proprio interno, non ha più una narrazione, un filo narrativo, se non questi grandi campi che ci uniscono come lavoratori della conoscenza del passato. Quindi a questo punto il manuale non è il contenitore della storia da raccontare, ma è il contenitore dei materiali che voi potete usare per costruire il vostro curriculum. Esattamente su questo, se qualche ispettore arriverà a dire ma cosa state facendo, voi prendete il testo scritto da Elena Perla, dove si profonde nella dichiarazione che voi siete dei curriculum makers, siete i costruttori del curriculum, e direte lo sto osservando alla lettera le indicazioni. Mi ha detto che io sono il costruttore del curriculum, peraltro ottemperando un obbligo costituzionale, legge 1997, e quindi io mi costruisco il curriculum che ha queste caratteristiche. Prima caratteristica, la multiscalarità; seconda caratteristica, i problemi fondamentali; terza caratteristica, le narrazioni fondamentali; quindi terza caratteristica, la possibilità di costruire laboratori, di costruire momenti di interazione con i ragazzi e problematiche con i ragazzi. Termino, mi pare che mi stia dicendo che devo terminare, no? Termino soltanto con una bella frase che ha detto Franco Cardini, conoscete, grande storico, anche lui indignato nei confronti della Commissione. E quel dibattito che potrete seguire su internet, perché sta su internet, che ha avuto con Dario Della Rosa, ha detto: guarda, l'insegnamento della storia può essere paragonato a due attività. Un'attività è quella del ciclista, è quello che lo fa tu. Il ciclista che cosa fa? Va su una strada e incontra le cose e troverà sulla strada, non sa quali sono, ma dietro una curva troverà una vecchietta, dopo troverà un albero, quello trova. Se pensi che sia a conoscenza della storia, per chiedere. Io preferisco un altro modello, il modello del paracadute. Io mi getto dall'alto e vedo tutto il mondo, e pian piano mi avvicino e certo arrivo a un posto e so bene cosa è quel posto, ma capisco qual è il contesto nel quale sta il mio posto nel mondo, che è esattamente quello che noi dobbiamo fare nella storia, ed è esattamente quello che dobbiamo fare perché siamo legati da obblighi deontologici nei confronti dei ragazzi e da un obbligo costituzionale
che dice l'insegnamento della storia è libero, l'insegnamento in Italia è libero, ma l'insegnamento delle scienze e delle arti, non delle favole identitarie che vuole la libera. Grazie. Grazie.